in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci qua, puntuali come sempre, con l'appuntamento con lo sportello pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri, anzi le nostre ospiti di oggi. Accanto a me Renata Della Ricca, che è segretaria AST CISL Udine Bassa Friulana, e Flavia Blasic, che è coordinatrice donne dell'FNP CISL di Udine. Buon pomeriggio, buonasera, come state? Tutto bene? Bene, bene. Sì. Mi piace avervi qui in presenza. La volta scorsa abbiamo fatto via Skype la trasmissione, però è tutta un'altra cosa, insomma, avervi qui vicino. Approfittiamo perché Telefriuli si è attrezzato con i plexiglass, quindi riusciamo a fare anche una trasmissione in sicurezza. Bene per Telefriuli. Allora, questa volta, cioè questa settimana, visto che c'è stata la festa, cioè la giornata internazionale della donna, è evidente che dobbiamo parlare appunto dobbiamo ricordare, no? I punti salienti di questa ricorrenza, anche se quest'anno la ricorrenza riveste un ruolo diverso rispetto agli altri anni. Sì. Allora dobbiamo dire che quest'anno è stata un po' una festa senza festa, anche perché c'è molto poco da festeggiare e c'è ancora molto da lottare. Eravamo qui l'altro anno, mi ricordo, proprio in occasione che poi abbiamo sospeso la manifestazione teatrale su Tina Anselmi a Palmanova e tutte le altre manifestazioni. E quello era l'inizio. Dopo un anno, il giorno prima del lockdown. Sì, esattamente, il giorno prima. Abbiamo ricevuto la notizia della pandemia, che eravamo qua in studio, sì. E subito dopo abbiamo chiuso tutto. Diciamo che dopo un anno di pandemia, purtroppo i dati che abbiamo a disposizione ci riportano una situazione straziante per la condizione femminile, perché diciamo che le donne sono state un po' la vittima sacrificale della pandemia. Sì. Perché tutti i provvedimenti presi dai governi europei, non solo dall'Italia, seppure indispensabili per bloccare il diffondersi del contagio, però diciamo si sono riversati in maniera molto negativa sulla condizione femminile, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda il super lavoro in famiglia di cura ai figli e agli anziani, per le situazioni di violenza, i femminicidi. Basti ricordare che solo dall'inizio 2021 ci sono già stati 12 femminicidi, cioè ogni 3 giorni c'è un femminicidio. Di nuovo diciamo, in questo che deve essere non più una giornata di mimose o di manifestazioni, ma una giornata di riflessione, di nuovo cosa c'è stato? C'è stata una presa di posizione del Presidente del Consiglio, tra l'altro, che è intervenuto proprio in data 8 marzo per ribadire il concetto della necessità di raggiungere quella che è una parità di genere, e diciamo che questo obiettivo è stato posto al centro di quello che sarà la rinascita, perché proprio è diventata una priorità assoluta, ma non solo in Italia ma anche a livello europeo. Infatti Davide Sassoli lo ha detto anche lui nel suo discorso, che nella preparazione di quello che è il bilancio europeo come priorità è stata posta proprio la necessità di raggiungere la parità, e soprattutto per quanto riguarda la parità salariale. La parità salariale, perché lì diciamo che la pandemia ha acuito ancora di più la differenza fra uomini e donne. Questo perché allora le donne hanno perso il lavoro 70... Chiedo scusa Flavia, oltre alla parità di genere
io direi anche, parlerei anche di meritocrazia. Sì, sto dicendo, Perché infatti uno dei problemi è proprio il problema della leadership, perché in Italia difficilmente una donna consegue posizioni apicali, succede solo se sono figli o parenti di industriali, abbiamo avuto la Marcegalli, abbiamo la Danieli, per l'amor di Dio, però in realtà le donne vengono molto ostacolate, pur avendo un curriculum scolastico migliore rispetto agli uomini, sia a livello di conseguimento di diploma, sia a livello di conseguimento di laurea, si laureano prima con voti migliori, quindi, ma quando si tratta di fare carriera, soprattutto le donne che fanno dei figli vengono fermate. È proprio un discorso concettuale, di cultura, di stereotipi atavici, perché il discorso è, a un uomo non si chiede se ha intenzione di fare figli o se ha dei figli. Io ho visto degli uomini mediocri fare carriere strepitose, e ho visto donne brillanti invece ripiegare per conciliare con quelle che sono le esigenze di famiglia. Ma oggi tu stai facendo riferimento anche alla storia della pallavolista? Sto facendo riferimento, per esempio, questa è proprio sul giornale di oggi, su tutti i giornali, ed è scandaloso, perché questo è un fatto che sta succedendo qui in Friuli, perché la società è una società di Pordenone e la pallavolista 2 anni fa era incinta ed si è vista recedere il contratto, ma non solo, adesso chiedono i danni perché secondo loro ha recato dei danni alla società, perché non potendo lei giocare la società ha perso delle partite, no? Cioè, è incredibile, perché questa è rimasta incinta, perché addirittura dice quello che chiamano loro contratto così di ingaggio, addirittura era scritto nel suo contratto che non aveva intenzione di fare figli, cioè è incredibile, siamo nel 2021. Però c'è questo regolamento, è una cosa ormai, no, da sempre nello sport, purtroppo è presente questa problematica. Nello sport le donne non hanno una federazione, quindi non sono considerate professioniste, e anche questa è una disparità notevole, no? Perché fra i giocatori, i pallavolisti uomini e donne, ma anche nel calcio femminile vediamo, oltre ad avere uno stipendio che è ben diverso. Con Renata, considerazioni per quanto riguarda un anno di emergenza Covid, quindi situazione della donna. Ma noi... Proprio ieri, chiedo scusa, abbiamo parlato col presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche e abbiamo detto, un anno fa considerati gli infermieri angeli. A distanza di un anno, anche dal tuo osservatorio, Renata. Sì, siamo un anno da questa pandemia, un anno che parliamo sempre dei contagi di questo virus che ha colpito tantissimo il mondo del lavoro, il terziario, la sanità, il socio-assistenziale, e tutte attività prevalentemente femminili. Pensiamo alle infermiere, alle dottoresse, ai medici, ai fisioterapisti, pensiamo a tutte le assistenti, agli educatori che ci sono anche nelle case di riposo, alle insegnanti delle scuole, degli asili, gli asili nido, cioè tutte attività che vengono svolte prevalentemente da donne. Considerati degli eroi, degli angeli nella prima fase della pandemia, per poi piano piano ci siamo un po' dimenticati di loro. Degli eroi anche che oltre ad aver assistito i nostri cari, i nostri anziani, le nostre nonne, i nonni, i nostri parenti, queste persone sono state anche a loro volta contagiate, sono state ricoverate, e in Italia abbiamo avuto anche un numero abbastanza importante di infermieri, di medici che hanno perso la vita durante questo anno. Una pandemia che ha portato a galla anche tante difficoltà del mondo femminile e del mondo del lavoro. Il lavoro che in questo anno è cambiato,
è cambiato perché le donne si sono trovate anche a svolgere lavori da casa e quindi attraverso lo smart working. Da una parte possiamo dire che questo smart working ha fatto bene, perché quando è uscita anche la legge 81 del 2017, prima della pandemia avevamo quasi solo, possiamo dire, l'1% dei dipendenti che lavorava da casa, mentre dopo in questo anno sono aumentate tantissimo il numero di donne e uomini che lavorano da casa in smart working. Smart working permette la conciliazione anche della vita lavoro-famiglia, ma quello che noi abbiamo fatto in questo anno io non lo definirei smart working, lo definirei telelavoro, e in più per le donne è stato un aggravio di 2-3 volte il proprio lavoro, perché oltre ad avere la famiglia, gli anziani e i figli, cioè ha dovuto seguirsi tante cose tutte da sole nel proprio domicilio. Quindi noi come parte sindacale, come CGIL CISL UIL, ci stiamo battendo perché non ci sia un contratto all'unisono tra datore di lavoro e dipendente che chiede lo smart working, ma ci siano degli accordi, una contrattazione di secondo livello, una contrattazione anche dal livello nazionale, che lo smart working venga inserito all'interno dei contratti, oppure ci siano dei accordi, perché ci sono delle aziende lungimiranti che hanno fatto degli accordi eccezionali dove il dipendente anche al proprio domicilio è tutelato. È tutelato, perché anche il lavoratore che lavora a casa deve essere tutelato e avere una postazione in sicurezza. E non solo controllato, ma anche tutelato. Sì. Il diritto della disconnessione, il diritto della disconnessione, il diritto di avere una postazione che sia consona al lavoro, che abbia una sedia ergonomica, perché altrimenti il lavoro non è più in sicurezza. Parliamo tanto della sicurezza all'interno delle aziende, ma questa dobbiamo pretenderlo anche al domicilio delle lavoratrici. Ecco, io vorrei parlare un attimo ancora con Flavia, rimanendo sempre in tema, no? Giornata appunto della donna. Mi è piaciuto molto, cos'era, la scorsa settimana, abbiamo presentato un messaggio degli uomini della CISL rivolto alle donne. Quindi un fatto nuovo, un fatto anche strano se vogliamo, perché non siamo abituati. Atteso, io era anni che attendevo questo momento, cioè vedere ragazzini col cartello con su scritto abbiamo un problema, guarda, se ne sono accorti, cioè perché io ho sempre detto ragazzi, il problema della violenza non è un problema delle donne che la subiscono, è un problema degli uomini, siete voi che dovete vergognarvi. Perché questo atteggiamento, questo modo così di esercitare la supremazia, la virilità, è qualcosa di veramente vergognoso, cioè sono loro stessi che si devono preoccupare, perché la violenza contro le donne non è la violenza contro una categoria, le donne non sono una categoria, è una violenza contro il genere umano, cioè i diritti, la Costituzione non fa distinzione all'articolo 3 fra uomini e donne o colore della pelle eccetera, quindi la violenza, poi i femminicidi che li chiamano sempre delitti passionali, no? Perché sembra quasi che l'amore sia un attenuante per giustificare queste reazioni brutali del maschio, che intende in questo modo sopraffare la donna, e dimostrando quindi di non amarla, ma bensì di pensare di possederla, che è una cosa completamente diversa, no? Ecco, allora a proposito, prima di dimenticarmi, vorrei dire di 2 iniziative che abbiamo assunto. Lo diciamo fra 6 secondi. D'accordo. No, fra una ventina di secondi, andiamo in pubblicità, ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio, come vi avevo promesso, pochi secondi ed eccoci nuovamente qua.
e Flavia doveva darci un annuncio, però lo diamo dopo la telefonata, Sì, facciamo aspettare, per non fare aspettare appunto chi c'è in linea adesso. Con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. Chiara da Udine, una cosa che forse intanto complimenti per la trasmissione che seguo sempre. Una cosa sull'assegno di mantenimento dei piccolini, voi fate anche quello oppure solo pensioni? L'assegno di mantenimento? No. Cioè, se parliamo anche di quello, parliamo anche di quello. Sì. Bene, cioè una curiosità mi interessa anche, avendo 2 bambini piccoli, l'assegno di mantenimento per i bambini va adeguato all'Istat oppure è tutto bloccato per il Covid? Non so, io non me ne intendo. È un anno qualcosa che prendo l'assegno di mantenimento per i bambini e si adeguerà, cosa si fa? Grazie. Ma la normativa con la legge di stabilità praticamente è cambiato, noi avremo da luglio non più gli assegni familiari ma l'assegno unico. No, chiedo scusa, l'assegno che dà il padre dato dal tribunale? No, quello è un assegno di mantenimento che ha degli aumenti in base all'Istat e poi è il giudice che stabilisce quanto deve dare il padre alla madre per mantenere i bambini. Ecco, difatti c'è stato il giudice che ha stabilito una cifra, ma questo, come negli affitti, in tutto, viene adeguato all'Istat oppure rimane sempre uguale? Dovrebbe essere adeguato. No, c'è agli aumenti. Ma deve ricorrere al giudice però. Agli aumenti in base però si fa tutto attraverso il proprio avvocato. Comunque nella sentenza di separazione e dove c'è scritto tanto la quota che il marito dà alla moglie per i figli, c'è anche all'interno una frase sugli aumenti, gli aumenti che vanno in base all'Istat. Bene, proverò a vedere allora. Certo. Non mi intendo proprio. Grazie, grazie e complimenti ancora. Grazie. Grazie a lei. Buonasera. Flavia, l'annuncio. Sì, volevo dire che abbiamo deciso come coordinamento donne nell'ultima riunione di procedere ad un'adozione a distanza di una bambina. Perché una bambina? Perché attraverso WeWorld, che è un'associazione no profit che si occupa soprattutto di tutelare donne, bambine e bambini, opera in 27 paesi, è una bambina per dare la possibilità a una bambina di sottrarsi a quella che è una vita destinata, perché sappiamo benissimo cosa succede nei paesi del terzo mondo alle bambine, e di fare in modo che possa avere un futuro migliore con istruzione, sanità e libertà, perché sappiamo benissimo le bambine a quali violenze vengono sottoposte fin da piccole, senza contare poi a quello che è il mercato del sesso, il mercato degli organi. Sappiamo che vengono vendute, fatte sposare giovanissime a uomini molto più anziani, sappiamo che subiscono violenze di ogni genere, che muoiono tantissime durante la prima gravidanza proprio per infezioni, per malattie e soprattutto sappiamo benissimo in quale condizione si trova la donna in questi paesi. Mi viene in mente adesso per esempio che in Francia Sarkozy da poco, Macron da poco, ha deciso di preparare un pacchetto legislativo proprio per evitare il rilascio di certificati di verginità, perché soprattutto la popolazione islamica ricorre a questa prassi. Come siamo nel 2021 si ricorre ancora a queste certificazioni, perché sappiamo benissimo per il mondo islamico una donna che non è vergine ha un valore molto inferiore, quindi viene fatta sposare in situazioni di ripiego, cioè vale molto di meno. Ecco, quindi è incredibile che in Francia ancora oggi si ricorra
a queste procedure arcaiche, diciamo. Renata, io direi di aprire un capitolo, anche mantenendo sempre viva la tematica che riguarda appunto la condizione femminile. Pensavo di aprire un capitolo sulla questione bonus congedi, no? Sì, i congedi... Bonus babysitter, sì, perché c'è tutta una... Abbiamo richiuso le scuole, sono state richiuse le scuole, però i bonus, i congedi di maternità e di paternità al 50% non ci sono ancora. Ieri la Ministra per le pari opportunità, la Ministra Bonetti, ha detto che stanno preparando il decreto che uscirà in questi giorni e i congedi, se chiesti in queste settimane, saranno retroattivi. Quindi noi speriamo che sia i congedi di paternità e maternità e anche ci saranno di nuovo i bonus babysitter si possano utilizzare anche retroattivamente, come è stato detto proprio della Ministra. Altra cosa, io voglio ricordarlo ulteriormente, proprio perché stiamo parlando di donne, di mamme e anche di nonne, perché anche le nonne sono sempre in prima linea ad aiutare le figlie e le nuore per accudire i figli, e in questo periodo di pandemia sono quelle che hanno sofferto di più, hanno sofferto perché sono isolate, non sempre possono vedere i nipoti, non possono vedere i figli. Poi pensiamo anche all'isolamento e quando possono soffrire tutti gli anziani, le donne che sono all'interno delle case di riposo. Meno male che anche la nostra regione, molte case di riposo si sono attrezzate con le stanze degli abbracci o delle stanze dove poter vedere a distanza i propri parenti e quindi poter avere un contatto con i familiari, perché il Covid ci ha portato via tanti anziani, ma ricordatevi che anche la solitudine ci ha portato via diversi anziani e quindi questo ci fa ancora più male. Altra cosa, gli anziani, le vaccinazioni per gli anziani stanno andando avanti bene e quindi anche i decessi all'interno della nostra regione sono molto diminuiti e questo per noi ci fa piacere e speriamo che la campagna vaccinale possa continuare e galoppare in modo che tutti possiamo vaccinarci. Poi c'è in questo periodo da compilare, di preparare l'ISEE, perché da luglio ci sarà l'assegno. Mi è arrivato proprio un messaggio. Sì. Ancora c'è chi non sa che cosa sia l'ISEE e a che cosa serva e come farlo. È arrivato, guarda, ecco. Buonasera, vorrei sapere cos'è ISEE e chi deve farlo. È arrivato alle 18:21. L'ISEE è una dichiarazione dei redditi, che è una dichiarazione che viene richiesta per moltissime, cioè per tante attività dalla pubblica amministrazione. Bene o male, oggi per avere dei bonus ti viene richiesto l'ISEE. Pensiamo al bonus vacanze che c'era l'anno scorso, veniva chiesto l'ISEE. Sull'assegno unico non c'è ancora una normativa, le norme scritta, le circolari dell'INPS, però sappiamo già che verrà richiesto ai lavoratori privati e lavoratori autonomi e lavoratori pubblici verrà chiesta l'ISEE. Quindi bisogna andare ai CAF, prendere l'appuntamento per fare questa dichiarazione. Ricordiamoci poi che è stato di nuovo finanziato il bonus per gli asili nido, anche se in questo periodo gli asili nido sono chiusi, ma il bonus è stato rifinanziato.
e il bonus è passato a 3.000 euro. Prima nel 2020 il bonus era di 1.500 euro, mentre nel 2021 c'è proprio un aiuto alle donne, alle famiglie, ai genitori proprio per l'asilo, per inserire i bambini all'interno dell'asilo nido, perché non possiamo pensare che nel 2021 solo il 12% dei bambini da 0 a 3 anni sono inseriti negli asili nido, e questa percentuale, specie nel sud Italia, è ancora più bassa. Quindi 3.000 euro, i 3.000 euro vengono dati sempre anche questi con la dichiarazione ISEE, che vanno con un ISEE fino a 25.000 euro, poi c'è una riduzione di 2.500 per un ISEE fino a 40.000 euro, e oltre i 40.000 euro si avrà un bonus di 1.500 euro. Questo bonus non è automatico, bisogna fare la domanda all'INPS e viene elargito in 11 rate, in 11 mesi dell'anno. Poi ci sono anche altri bonus che sono stati stanziati nella legge di stabilità del 2021. Ecco, stavo cercando un messaggio, eccolo qua. Vorrei sapere per cortesia se c'è proroga NASPI oppure bonus per lavoratori stagionali del turismo. La mia NASPI è terminata il 24 gennaio e sono ancora a casa. Chi mi risponde? Flavia o Renata? Sì, stanno preparando, come dicevo, ieri c'è stato questo incontro al Ministero dove stanno preparando questo decreto dove all'interno ci saranno diverse bonus e anche i congedi e la cassa integrazione, la cassa Covid per continuare in questo periodo, anche perché stiamo aspettando anche perché il 31 marzo termina il blocco dei licenziamenti, anche se da Roma ci stanno arrivando dei piccoli segnali, ecco, infatti, che si c'è vuole, qualcuno che aveva chiesto proprio anche che cosa sta succedendo, si sta cercando di prolungarlo almeno fino a giugno. I segnali ci sono in questo senso? I segnali ci sono perché se noi pensiamo che al 31 marzo si chiudono, non c'è più il blocco dei licenziamenti, per noi come parte sindacali, lo diciamo in tutti i tavoli, si aprirebbe una mattanza sociale in modo particolare per i giovani e per le donne, perché i giovani e le donne sono quelli che hanno contratti a tempo determinato, contratti precari, e quindi sono quelli che soffriranno di più. Ma oltre alle donne pensiamo sempre ai giovani, perché i giovani sono appena entrati nel mondo del lavoro e sono quelli che hanno i contratti più precari. Altra piccola pausa, ci troviamo tra poco, rimanete con noi. Mi chiamo Paolo della provincia di Pordenone. Da gennaio prendo il reddito di cittadinanza di 290 euro al mese. Volevo sapere se faccio la domanda per i lavori di pubblica utilità nel mio comune o comuni limitrofi con la durata di 6 mesi e vengo chiamato a svolgere i lavori. Il mio reddito di cittadinanza viene estinto durante i lavori di pubblica utilità oppure viene integrato agli stipendi? Vi ringrazio, Paolo. E qui? Chi mi dà la risposta? Allora, rispondo io. Va bene, praticamente il lavoro utile darà chiaramente un reddito stipendiale e verrà sospeso il reddito di cittadinanza e ci sarà solo l'integrazione per arrivare a quello che era l'assegno di reddito di cittadinanza, perché probabilmente come lavoratore per lavori utili sicuramente prenderà meno del reddito di cittadinanza e quindi alla fin fine prenderà un importo pari o uguale al
dall'assegno l'indennità che prendeva. Volevo ritornare un attimo ai bonus. Forse non tutti lo sanno, che c'è anche il bonus per gli animali da compagnia? Più che bonus sono Sì, degli beh, sgravi, del recupero, gli sgravi, fiscali che tu puoi recuperare con il 730 e il 19%. Il 19% e per il 2021 il governo l'ha aumentato di 50 euro, quindi portandolo a 550, perché nel 2020 c'è stato un aumento di acquisto e anche di adozioni di cani e gatti che erano nei canili, e quindi c'è stato proprio un aumento esponenziale di ingressi di animali domestici all'interno delle famiglie durante la pandemia. Quindi anche il governo ha voluto aiutare le famiglie portandolo da 500 a 550 quello che si può detrarre. Sì. Ecco, io sono più cattiva, ho detto, per questo no, ho preso i cani per poter uscire, andare a spasso quando c'era il lockdown. Questa è una battuta. Però subito pronta, Flavia, no, perché gli animali, sì, che poi parlo proprio io che ce l'ho due perché a gli casa, animali fanno molta compagnia alle persone anziane, per esempio, che sono sole e che magari durante il lockdown appunto non hanno più potuto, penso a mia zia, per esempio, che vive a Genova e la quale non ha più potuto andare a giocare a buracco con le amiche, per esempio, no? Quindi per le persone anziane un animale può essere un gatto, un cane, anche un pappagallo, per l'amor di Dio. Era un piccolo inciso. E anche per i bambini, perché essendo i bambini a casa da scuola ed essendo le mamme magari in smart working, come dice Renata, magari i bambini si intrattengono col cagnolino o piuttosto che col gatto, mentre la mamma, perché questa è la capacità delle donne, no? Di fare due cose, anche tre contemporaneamente, no? Quindi un super lavoro, no? Ecco, Col 1° marzo sono in pensione, ma non mi è arrivato ancora nessun avviso. Mi arriverà? Grazie, Katia. Dipende che cosa intende per avviso e soprattutto in pensione da cosa? Pubblica amministrazione o privato? Qui non dice nulla. Perché nella pubblica amministrazione di solito non arriva più nulla, nel senso che bisogna entrare nel sito dell'INPS col PIN, se si ha un PIN già assegnato, perché di PIN nuovi non ne danno, oppure bisogna fare lo SPID e solo in questo modo si entra nel portale INPS e si può scaricare il decreto della pensione, perché cartaceo a casa non arriva più nulla da parte dell'INPS. Poi non so, evidentemente dal 1° marzo, non so, bisogna vedere se è pubblica amministrazione o privato, perché qui non è specificato, vediamo se vuole magari specificare. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sono una pensionata molto 82enne. Volevo sapere che tutti parlano degli anziani, vaccini, Pinco Palino. Perché non parlate di quegli anziani soli, con una minima di pensione, che non riescono a fare, magari a uscire per fare 7 commissioni, oppure anche di soldini per avere un aiuto in casa? Non chiedo persone che mi aiutino, anche se avrei bisogno, però magari un piccolo soldino che chiamo una persona che mi lava i pavimenti, che mi fa queste cose, che parlate tanto di anziani. Quindi siamo in casa, gente che vengono a suonare il campanello, si fanno passare per dottori. Mi ha chiamato, signora, e chi sono? Chi viene a rubarti le borse? E chi sono? Agli anziani. Che cosa fate? Pensionati, 3 anni sono stata quando lavoravo iscritta con le carte portate al coso dei pensionati, no? Ma senta un attimo, vediamo che strumenti ci sono
per dare un aiuto appunto alle persone che sono a casa da sole e con una pensione bassa. E non si può uscire, ma il fatto è anche la grande buona volontà di fare, ma non possiamo uscire perché abbiamo paura. Certo, certo, ma vediamo se ci sono degli aiuti per persone appunto come lei che hanno magari queste problematiche. Renata, come puoi rispondere alla signora? La signora penso, cioè, ha anche ragione la signora, perché tante volte questi anziani soli con pensioni minime non possono uscire, non hanno aiuti se non hanno figli, parenti. Noi come CISL abbiamo l'associazione Anteas, che cerca di aiutare gli anziani bisognosi, li porta, se hanno bisogno, a fare le visite mediche, li accompagnano nell'ospedale. Se hanno bisogno per andare a fare la spesa, se devono andare in farmacia, vanno a prendere i farmaci e li aiutiamo come possiamo. Poi ci sono altre associazioni del terzo... Scusi, la posso un attimo interrompere? Sì. Queste persone dove le troviamo? Sul Gazzettino? Sul Messaggero? Per strada? Sociali. Basta dare un colpo di telefono, signora. Basta telefonare alla CISL o ai pensionati e noi cerchiamo sempre di aiutare tutti come possiamo. In questo anno di pandemia noi siamo sempre stati presenti, abbiamo sempre dato risposte, abbiamo sempre cercato di aiutare tutti. Va bene signora, quindi poi telefoni... ci sono le assistenti sociali, c'è il comune, ci sono i buoni spesa, ci sono diverse cose signora che purtroppo bisogna informarsi, magari se ci telefona noi cercheremo di aiutarla senza aprire le porte a nessuno quando suonano, perché non si sa mai chi è dall'altra parte della porta. Ecco, allora Renata, diciamo alla signora, perché dobbiamo chiudere la telefonata, lei lascia il suo numero di telefono qui alla regia e poi la chiamano, va bene signora? È andata, non ho capito che cosa mi abbia detto. E ritornando al messaggio di prima, scusate, sono privata, allora chiederò lo SPID. Ecco, grazie Katia. Ecco, quindi probabilmente avrà già ricevuto la pensione o comunque a marzo di quest'anno è andata, quindi appena andata in pensione. Primo marzo, quindi riceverà la pensione nel mese prossimo, penso, dopodiché dovrà chiedere lo SPID. Per fare questo, tra l'altro, c'è un'iniziativa della FNP per farsi rilasciare lo SPID, perché attualmente è una procedura un po' complicata, specialmente per le persone che non sono degli smanettoni, diciamo, del computer, e dopo la procedura bisogna andare in posta e farsi autenticare. Adesso si può venire presso gli uffici del patronato del CAF, non del patronato, per l'autenticazione, quindi senza ricorrere a file davanti agli uffici postali. Siamo in chiusura. Veloce, salutando Renata, dai l'annuncio, ringraziamo Flavia Blasic, coordinatrice Donne FNP CISL. Chiudiamo con la pubblica amministrazione, veloce. Sì, do questa notizia che dopo tanti anni finalmente c'è stato un patto per l'innovazione del lavoro della pubblica amministrazione. Abbiamo sempre parlato della pubblica amministrazione obsoleta, con questo patto si andrà verso un'amministrazione più efficace, più efficiente, digitalizzata, che dà risposte immediate ai propri cittadini. Notizia dell'ultima ora questa. Di oggi. Grazie anche a Renata Della Rica, segretaria AST CISL Udine e Bassa Friulana. Grazie per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana puntuali alle 18:15. Arrivederci, mercoledì. In collaborazione con FNP CISL Udine.